Traffico di scarti tessili e rifiuti speciali in sacchi neri abbandonati nei capannoni all'insaputa dei proprietari. I carabinieri forestali di Modena scoprono un business illecito tra le destinazioni dei rifiuti in molte province del Veneto. Bandito fa irruzione nel market e picchia un cassiere ma viene arrestato grazie all'intervento dei clienti. È successo a Conegliano. Stamane davanti al giudice il 23enne bengalese accusato a Padova di botte, minacce e piccoli alunni per studiare il Corano. Intanto la comunità islamica di Treviso, dove ha insegnato fino a 2 mesi fa, lancia un appello alla regione. Non si placa Mestre la polemica sulla carne halal chiesta nella mensa di una scuola. La comunità bengalese avvia una raccolta firme per la richiesta formale. Ha tenuto segregata in un cassone per 2 settimane una 44enne con la quale aveva avuto una relazione. Imprenditore agricolo altoatesino patteggia una condanna a 2 anni e 9 mesi di reclusione. La vicenda era avvenuta a Somma Campagna. A processo BPV quello per l'avvelenamento dei FAS, raffica di udienze e rischio paralisi per il Tribunale di Vicenza. Gli avvocati scrivono una lettera al Presidente della Repubblica. Domenica il nuovo vescovo arriverà a Treviso, la città si prepara ad accogliere Monsignor Tomasi. Antena 3 seguirà in diretta l'evento con una edizione straordinaria. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in apertura l'operazione dei carabinieri forestali di Modena, che però riguarda molto anche il Veneto. Parliamo di scarti tessili contenuti in sacchi neri per l'immondizia abbandonati in capannoni industriali all'insaputa dei proprietari. C'è anche il Veneto tra le destinazioni di questo traffico illecito di rifiuti speciali scoperto appunto dai carabinieri forestali. I militari hanno eseguito 2 misure cautelari di arresti domiciliari a carico dei 2 italiani considerati a capo di questa organizzazione criminale. 18 gli indagati nell'inchiesta della DDA che ha portato alla perquisizione e al sequestro di 24 siti. Le indagini con intercettazioni e videosorveglianza hanno ricostruito questo smaltimento illecito di rifiuti speciali ottenuti dalle lavorazioni tessili, cascami e ritagli che venivano classificati illecitamente per eludere i controlli, uno smaltimento che sarebbe stato altrimenti troppo costoso. Sequestrati 9.000 metri cubi di rifiuti speciali, ma si ritiene che il quantitativo sia di molto superiore. In Veneto interessate le province di Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Rovigo e Verona. Maggiori dettagli ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso nella Marca trevigiana per parlare di sicurezza a Conegliano, una Conegliano che vive un periodo non facile sul fronte della sicurezza. Ricorderete il rapinatore steriale della farmacia che è stato fortunatamente bloccato dalla polizia, poi una rapina qualche giorno fa in una sala da tè aperta da appena 1 settimana. Ieri sera un altro colpo, stavolta in un market, ma stavolta i clienti hanno reagito. In mano una pistola, si scoprirà poi scarica, nell'altra una spranga e di colpo la paura tra clienti e dipendenti. Il bandito è un 62enne uscito da poco dal carcere a caccia di soldi e a Conegliano di questi tempi è uno scenario visto troppe volte, tanto da portare a una vera e propria reazione. Orario di chiusura al Despar di via Cavour, il rapinatore minaccia ma il cassiere tentenna e si becca diversi colpi di spranga come risposta. Una violenza che scuote i presenti, ma la rabbia supera il panico e i clienti si scagliano sul bandito ancora intento a picchiare il dipendente. Siamo a pochi metri dalla sala da tè rapinata solo qualche giorno fa e l'eco del rapinatore seriale della farmacia arrestato dalla polizia sempre in questi giorni è ancora forte. I residenti e gli esercenti del centro non ne possono più e si ribellano. La mossa serve perché i carabinieri, in pattuglia costante per il controllo della zona bersagliata, arrivano subito e riescono ad arrestare prima che fugga il malvivente di origini sarde ma residente a Udine. È accusato di tentata rapina e lesioni aggravate. Per il cassiere, un 61enne di Spresiano, arriva l'ambulanza per le cure in ospedale. Adesso la vicenda del 23enne bengalese accusato di aver picchiato e maltrattato i bambini durante le lezioni di studio del Corano nel centro islamico di Padova. Stamane l'interrogatorio di garanzia per Hossein Shahadat. Intanto a Treviso, dove fino a 2 mesi fa ha insegnato il 23enne, questura e prefettura ribadiscono attenzione massima a questi episodi e ai controlli in arrivo. E dalla stessa comunità islamica bengalese di Treviso arriva un appello alla politica e alla regione. L'idea nostra è che si possa avere un ente che potrebbe aiutare su varie mozioni di segnalare, di dare le persone giuste, cioè gli imam giusti che non facciano queste cose qua. Creare un ente di controllo degli imam e degli insegnanti delle scuole coraniche, e l'appello viene direttamente da uno dei responsabili del centro islamico di Viale Brigata Marche a Treviso.
Una comunità che si interroga sul nuovo caso di violenza nei confronti dei piccoli alunni del Corano, perché prima di venire arrestato a Padova dalla Digos, il 23enne Shadat Hossain fino a 2 mesi fa insegnava proprio qui ed era stato a contatto anche con il centro islamico di Pieve di Soligo, teatro dell'identico caso con un altro protagonista, Omar Farouk. Da Viale Brigata Marche il 23enne era stato allontanato proprio per i suoi modi, ma allora perché non segnalarlo agli altri centri islamici? Purtroppo se un dipendente, un lavoratore o uno dell'esponente della stazione va via a un'altra parte, non sappiamo dove va. Sapremo dopo che lui è andato lì, però la persona che va via come un lavoratore, no? Un lavoratore trova un altro lavoro e non sappiamo dove va a lavorare. Non esiste un registro degli imam, conferma Hussain, ma ci vorrebbe un ente, una sorta di provveditorato ad hoc che possa servire da struttura di controllo e che sia al di fuori della comunità islamica ma in contatto diretto con essa. Per questo la richiesta viene fatta alla politica. Al governo deve occuparsi, perché una realtà o una regione possono fare come ente locale. Dalla questura l'invito è chiaro, prima bisogna segnalare alle forze dell'ordine. I rapporti sono ottimi, insomma, e anche da questo punto di vista ci aspettiamo di avere collaborazione per quanto riguarda eventuali casi di questo genere. Mentre l'attenzione resta costante. I controlli esistono e confidiamo che questo avvenga per il futuro. Sicuramente ciò che viene fatto a Padova viene fatto altrove, lo faremo anche a Treviso. Il prefetto conferma, ma al tempo stesso sottolinea come casi di questo genere possano trascendere dal puro aspetto religioso. Mi verrebbe da dire, purtroppo è abbastanza simile a quello di violenze che abbiamo visto anche nelle nostre scuole da parte di insegnanti. In Viale Brigata Marche nel frattempo si stigmatizza quanto accaduto perché, si dice, le prime vittime sono i nostri figli. Sta succedendo dappertutto, poco o più sta succedendo, noi cerchiamo di evitare perché si tratta del nostro futuro, cioè i nostri bambini. A Mestre invece la comunità bengalese avvia una raccolta firme e la vicenda è quella legata all'introduzione richiesta di carne halal nella mensa scolastica di una scuola appunto di Mestre. Ci racconta la continuazione di questa polemica Ilaria Marchioli al telefono. Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove non si è ancora placata la polemica sulla carne halal che alcuni genitori con i figli iscritti alla scuola Giulio Cesare hanno chiesto di inserire nel menù della mensa. Ora è fatta una richiesta formale con una lettera indirizzata a dirigente scolastica e al comune, ma per Cafarsetti in realtà si tratta di una vicenda di fatto già chiusa. C'è già ampia possibilità di scelta per i 5 pasti settimanali a scuola. L'integrazione passa anche attraverso il mangiare insieme fin da piccoli, ha dichiarato l'assessore alle politiche educative Paolo Romorra. Mentre il portavoce della comunità bengalese mestrina, Kamrul Syed, al centro delle polemiche per questa richiesta, ha incontrato una cinquantina di genitori proprio nella sede della sua associazione, con il risultato che appunto nel giro di una settimana si è deciso di far partire questa richiesta nero su bianco. Dateci solo il tempo di firmare, non sappiamo ancora quanti aderiranno, ma saranno parecchi, ha spiegato Kamrul. Davvero non riusciamo a capire dove sta il problema. Non siamo più ospiti di questo paese, ma siamo abitanti che vivono e lavorano qui da anni e come abitanti abbiamo il diritto di chiedere. E a chiedere la carne halal non saranno a questo punto solamente i bengalesi, probabilmente perché il caso è esploso già qualche giorno fa, ha comunque fatto emergere ovviamente anche la richiesta da parte di altre famiglie appunto di comunità musulmane presenti in città che hanno i figli che frequentano questa scuola. Dunque non ci resta che attendere gli sviluppi di questa vicenda e anche quanto deciderà di fare a questo punto la stessa Regione Veneto oltre che il Comune. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. La cronaca giudiziaria, lo ricorderete, un caso incredibile dello scorso agosto dell'anno scorso a Somma Campagna nel Veronese, aveva tenuto segregata una bracciante agricola per 2 settimane dentro una cassa di mele in mezzo a un campo sotto il sole. E per questo un imprenditore altoatesino, Reynold Turner, 53 anni, ha patteggiato in tribunale a Verona una condanna a 2 anni e 9 mesi di reclusione. Il suo aiutante, un polacco di 32 anni, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi. 2 imputati erano accusati di sequestro di persona. La vittima, una 44enne polacca con la quale l'imprenditore aveva avuto anche una breve relazione, era stata rinchiusa dentro un cassone per la raccolta delle mele in un campo a Somma Campagna e liberata dopo 2 settimane da un intervento congiunto dei carabinieri e della polizia.
polizia. I 2 imputati hanno anche risarcito i danni alla parte lesa con 26.000 euro. A proposito di cronaca giudiziaria, o meglio di aule giudiziarie, una lettera parte dagli avvocati di Vicenza direttamente al capo dello Stato. Il problema scottante è quello di un rischio paralisi del Tribunale di Vicenza. Come evolverà la situazione si capirà davvero dopo l'udienza preliminare del procedimento PFAS fissata per il 21 ottobre. Ma nel Tribunale di Vicenza, dati alla mano, il rischio paralisi per i processi ordinari è concreto. Già incardinato e fortemente voluto in città il processo per il crack della Banca Popolare, 3 i giudici che lo stanno seguendo, 2 quelli che potrebbero essere assorbiti per il caso PFAS, che tra l'altro vede migliaia di cittadini e la stessa provincia iberica tra le potenziali parti civili. A fianco dei magistrati si schierano gli avvocati che hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al CSM e per conoscenza al Presidente della Corte d'Appello di Venezia. La sezione penale del Tribunale di Borgo Berga è formata dal Presidente e da 9 giudici. 3 seguono il caso BPV, 2 potrebbero essere assegnati al processo PFAS, 1 è stato trasferito a un giudice in maternità. I conti sono presto fatti, soprattutto se si aggiunge una cronica carenza anche dell'organico amministrativo. Serve un intervento urgente con l'assegnazione di alcuni giudici in via straordinaria fino a fine emergenza. Torniamo a Mestre adesso per parlare della caccia ai responsabili della violenta aggressione e il pestaggio di sabato notte a pochi passi dal centro. Continua la caccia, continuano le indagini e poi c'è anche la reazione dei residenti. Più controlli e sicuramente, anzi prioritariamente l'educazione. C'è paura a Mestre, nella zona di Via Poerio, dove è avvenuto il pestaggio sabato notte, ma non solo. Alla vista delle telecamere molti sfuggono, soprattutto residenti e commercianti che temono aggressioni e ritorsioni. Poi però c'è chi dice la sua opinione e definisce il problema soprattutto una questione sociale ed educativa. Non c'è più limite personale di questi ragazzi o anche dell'individuo, che non si va oltre, voglio dire, all'aggressione, a quello che insomma ci si può, diciamo così, trovare soluzione a certi diverbi anche così, di non oltrepassare, cioè la violenza ormai è, ma anche nelle persone normali, non lo so, che prendono il pullman, basti vedere anche Piazzale Roma, cioè sembra di essere, non lo so, non ci sono regole, non c'è niente, c'è la lotta per salire, battono, fermano, cioè via di te. La violenza dilagante. Sì, esatto, c'è un egoismo, diciamo, personale dove io sono prima di tutti gli altri, senza pensare che quando sei fuori sei in mezzo, diciamo, a una società, quindi la mia libertà finisce dove inizia la tua. Il problema intanto sono le famiglie che non educano fino da quando i bambini sono piccoli, che non educano alla non violenza. Poi anche la scuola che magari non fa tutto quello che potrebbe, tra le 1000 cose che ha da fare, magari ha poco tempo da dedicare a questo, e quindi il problema è sicuramente sociale. E poi la mancanza di valori. E adesso andiamo sui Colli Euganei, nella zona di Battaglia Terme, ma non solo. C'è un gruppo di podisti che percorre un sentiero e che si trova di fronte a 2 daini appena abbattuti durante l'attività di selezione. Polemiche e rabbia fra gli ambientalisti, ma pare sia tutto in regola. Sentiamo. Brutta sorpresa per un gruppo di podisti che stava percorrendo qualche sera fa un sentiero sul Monte Ceva a 2 passi da Battaglia Terme. Gli atleti si sono trovati davanti 2 daini morti sul sentiero. Si trattava di animali appena abbattuti e la situazione ha scioccato i podisti, tanto che alcuni di loro non si sono più sentiti in grado di proseguire nel percorso serale. I daini erano stati abbattuti da un selecontrollore nell'ambito di un'attività regolare di selezione della fauna selvatica collinare euganea e tutto era perfettamente in regola. Ma la vicenda ha scosso l'opinione pubblica padovana ed è sbarcata sui social, dove le opposte fazioni si stanno scontrando da giorni. Da una parte c'è infatti chi sostiene la necessità di eradicare daini, cinghiali e altre specie ritenute dannose per l'ambiente degli euganei. Dall'altra c'è invece chi non vuole sentir parlare di fucili e selezione sui colli. Economia adesso, e parliamo di Venezia, l'economia portuale nello specifico, a forte rischio se non si sbloccano i lavori di scavi nella laguna di Venezia. A lanciare l'allarme è il presidente dell'autorità portuale, Pino Musolino.
L'accessibilità acquea in laguna è sempre più un'emergenza. Nonostante le risorse già stanziate, il 1 milione di metri cubi da scavare per riportare alla quota prevista tutti i canali navigabili attende da anni, a partire dai circa 300.000 metri cubi di sedimenti da scavare per risolvere i problemi immediati di navigabilità del Malamocco Marghera. La situazione è tale che per sicurezza la Capitaneria di Porto ha dovuto imporre limitazioni che finiscono per colpire principalmente il traffico container. Noi da mesi, da anni stiamo dicendo che c'è la necessità di procedere con una pianificazione che porti ai dragaggi manutentivi ordinari, non emergenziali, del porto di Venezia. Abbiamo messo a bilancio 23 milioni di euro per gli escavi di Venezia e 4 per gli escavi di Chioggia. Siccome alcuni passaggi fondamentali stanno in capo ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre articolazioni dello Stato, noi più che sollecitarle, spingere, proporre alternative, proporre soluzioni A, B, C, D finché non arriviamo alla Z, non possiamo fare. Nel corso dei secoli Venezia ha dovuto difendere il suo primato commerciale e marittimo in più di una guerra, ma oggi deve confrontarsi con qualcosa di più temibile, la burocrazia italiana. Una parte consistente sicuramente delle competenze stanno in capo al Provveditorato alle Opere Pubbliche per quanto riguarda sicuramente il piano morfologico e l'individuazione dei siti di conferimento dei fanghi, c'è sicuramente l'ormai mitico nuovo protocollo fanghi fermo da chissà quanto tempo, che doveva essere imminente 1 anno e mezzo fa e che ancora non è uscito e mi si dice che è fermo in qualche corridoio del Ministero dell'Ambiente, e ci sono una serie di provvedimenti che stiamo attendendo. Il 30 ottobre sarebbe dovuta arrivare dall'estremo oriente la più grande nave portacontenitori mai giunta al porto di Venezia. Sarebbe perché in queste condizioni non si può più. Un danno anche d'immagine difficile da calcolare. Da questo momento in poi si iniziano a perdere posti di lavoro. Assolutamente, signori, non è impossibile anche per l'uomo della strada. Arrivano meno navi, ci sono meno chiamate dei lavoratori della compagnia lavoratori portuali, ci sono meno possibilità di generare ricchezza per i terminal, ci sono meno circolazione di camion o di treni che portano meno merci. Non è impossibile capire che se comincio a mettere insieme meno, a un certo punto arrivo anche a meno lavoratori. A proposito di lavoro, a Padova stamane in scena la protesta delle commesse e non solo, parliamo della catena Tigotà, allora ci colleghiamo con il nostro Ferdinando Garavello che sta seguendo questa protesta. Ferdinando. Buongiorno anche a voi, siamo in questo momento a Padova ed è in corso una manifestazione, una doppia manifestazione a dire la verità, che è molto, molto rara, almeno dal nostro punto di vista come esperienza, perché ci sono 2 gruppi di lavoratori che protestano in pratica gli uni contro gli altri. La situazione è anche molto complessa, stiamo parlando della catena Tigotà che si avvale per la gestione della logistica di alcune aziende in appalto esterno e che ha aperto il gruppo, diciamo, da poco un centro logistico in Lombardia. In questo centro logistico ci sono delle situazioni che secondo i lavoratori non vanno bene a causa di contratti a termine, lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto e insomma sono scesi in sciopero i conducenti dei mezzi che si occupano della logistica. Quindi tutti i magazzini della Tigotà, tutti i centri di vendita rischiano di rimanere senza prodotti. A questo punto i dipendenti invece della Tigotà sono scesi in piazza e sono qui oggi le capo area, le commesse, i dipendenti anche amministrativi per chiedere che si fermi questa protesta perché altrimenti rischia di andare in collasso il sistema. È una situazione davvero stranissima, in questo momento c'è anche un po' di tensione perché i 2 gruppi sono tenuti a distanza dalla polizia e stiamo a vedere cosa succede. Per ora da Padova è tutto, vi ritorno alla linea. Grazie a Ferdinando Garavello, adesso la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta per parlare dei pericoli sui social network, soprattutto il cyberbullismo. Allora per raccontare ai ragazzi come si evitano questi pericoli è arrivata a Treviso la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato.
Qualcuno per alzata di mano, se no facciamo solo confusione, mi sa dire che cos'è il cyberbullismo? La Polizia di Stato scende in campo al fianco della scuola con un obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo non faccia più vittime. Grazie a questo track, allestito con un'aula didattica multimediale, gli operatori della Polizia Postale hanno incontrato gli studenti degli istituti trevigiani con i loro insegnanti per dialogare di sicurezza online. Nel cyberbullismo, quello che scriviamo, quello che postiamo, quello che condividiamo diventa virale. I social network infatti sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager. Capire i ragazzi oggi non è sempre per gli adulti compito agevole, giovani che sempre più spesso restano contagiati da modelli sociali trasgressivi completamente sconosciuti ai genitori. Un progetto che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della polizia hanno incontrato oltre 2 milioni di studenti sia nelle piazze che nelle scuole. Del cyberbullismo bisogna sempre stare attenti, cioè dirlo ai genitori e non tenerselo dentro. Bisogna stare sempre attenti a quello che si posta online. Dagli incontri con le scuole di ogni ordine e grado si evince l'importanza delle attività di prevenzione. Ogni anno noi vediamo che già gli studenti sono più consapevoli di quali sono i rischi, sono informati, hanno ancora qualche magari piccolo dubbio su quello che è lecito o non è lecito, ecco, non conoscono ancora bene qual è il confine, però già sanno che il problema esiste e cercano appunto di porvi rimedio. All'iniziativa hanno partecipato anche il prefetto e il questore di Treviso. E a Treviso c'è grande attesa, ormai mancano 3 giorni all'arrivo del nuovo vescovo, Monsignor Tomasi. Sarà una giornata speciale, quella di domenica appunto, e c'è attesa. Verrò presto, portando tutto me stesso, desideroso di conoscerlo e di farmi conoscere. Ed il momento è arrivato. Il nuovo vescovo di Treviso, Michele Tomasi, arriverà nella Marca domenica prossima, 6 ottobre, un ingresso programmato nei minimi dettagli che coinvolgerà la provincia, prima tappa a Pederobba e poi il capoluogo. E da Treviso il nuovo vescovo ha deciso di muoversi a piedi, attraversando il centro con un percorso che lo porterà dalle 14 da Santa Maria Maggiore fino al Duomo. La processione, tra 2 ali di fedeli che si prevede arrivino da tutta la diocesi, attraverserà via Carlo Alberto, San Leonardo, via Martiri della Libertà, per passare poi in Piazza dei Signori e lungo il Calmaggiore. Al termine del Calmaggiore, accanto al Battistero, è previsto lo scambio di saluti con le autorità cittadine. Dopodiché il vescovo Tomasi proseguirà verso il Duomo per la messa solenne che sarà celebrata alle 16. Imponente la macchina della sicurezza predisposta per l'evento da prefettura e questura, con controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine per un evento che sicuramente porterà a Treviso migliaia di persone. Solo 1000, munite di pass autorizzato dalla Curia, potranno entrare in cattedrale. Gli altri fedeli potranno assistere alla cerimonia dal maxi schermo allestito in Piazza Duomo. In tutte le vie interessate dalla processione verrà interdetta la circolazione dalle 13, la sosta per tutta la giornata fino alle 20. Ed è già tanta l'attesa per l'arrivo del vescovo che con le sue parole ha già conquistato il cuore dei trevigiani. Di incontrare la vostra esperienza di fede e di vita cristiana, portandovi con semplicità la mia, così che diventeranno presto e completamente la nostra esperienza, per camminare insieme e insieme essere Chiesa di Cristo, fedele al Vangelo. Una giornata speciale che Antenna 3 vi racconterà domenica con una lunga edizione straordinaria per seguire l'arrivo di Monsignor Tomasi a Treviso, collegamenti costanti lungo le tappe del percorso del Vescovo, poi ospiti in studio anche per commentare questa giornata appunto speciale per i trevigiani e non solo. Domenica dunque edizione straordinaria proprio per seguire il Vescovo a Treviso. Siamo in chiusura. Vi ricordo i riferimenti per segnalarci problemi di servizi, lo dico ad Antenna, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp.
La programmazione ore 13 fra pochissimo, dopo di noi, e poi questa sera 20:10 per parlare di cinema e di Veneto Film Commission negli Stati Uniti, una puntata speciale condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli, ospite una giornalista che vive e lavora negli Stati Uniti e nella città del cinema Los Angeles, Valentina Martelli, proprio per parlare di questo argomento importante anche per il cinema e il Veneto. E adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo, ma il fronte perturbato in transito da mercoledì sull'Italia sarà seguito da correnti più fresche che determineranno un calo delle temperature piuttosto vistoso. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo più asciutto e stabile dappertutto, salvo per qualche residuo piovasco al mattino sul Rodigino. Sarà di nuovo il sole a prevalere e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima frizzante con temperature minime tra 6 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Anche sul Friuli Venezia Giulia poi torna il bel tempo, sarà infatti una giornata soleggiata su tutti i settori, ma anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra i 18 e i 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno, qualche addensamento solamente sui confini alpini, ma del tutto innocuo. Temperature in diminuzione, minime sui 9 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.